Ero l'uomo della guerra è il titolo del libro che viene presentato qui a Francenigo, un libro dedicato alla figura di Vito Alfieri Fontana. Chi è Vito Alfieri Fontana e qual è la sua vicenda? Vito Alfieri Fontana è un uomo di pace, perché lui nel libro Era l'uomo della guerra che ha scritto insieme a me, racconta le due vite che ha vissuto. La prima vita da progettista e fabbricante di mine antiuomo, alla guida dell'azienda di famiglia, la Tecnovar di Bari, e poi la seconda vita da sminatore umanitario nei Balcani. Prima, per essere, diciamo, semplificare il più possibile, prima le ha prodotte, create e poi le ha tolte le mine. In mezzo c'è una terra di nessuno, quella che io chiamo la terra di nessuno, tra il prima e il dopo, la fase della conversione che è durata diversi anni, in cui Vito, lacerato nell'intimo della propria coscienza, e attraverso anche la domanda del figlio Ludovico che gli chiede ma perché proprio tu devi costruire le armi, decide di chiudere l'azienda nei primi anni 90, l'azienda di famiglia, di chiudere con la produzione e la vendita delle mine anti-uomo e anticarro e iniziare una nuova vita da sminatore umanitario, da operatore di pace. Quindi è veramente un uomo di pace che ha preso delle scelte controcorrente, ma ne ha portato tutto il peso, ne porta ancora oggi tutto il peso. Si può dire che questa è una storia di rinascita e qual è il messaggio che questa vicenda può lanciare a tutti quanti noi? È una storia di rinascita, è una storia di pace, di un grande operatore di pace che ha fatto una scelta concreta nella sua vita, ma quello che insegna ad ognuno di noi, alla nostra vita, è che cambiare è possibile sempre, in qualsiasi situazione, circostanza di vita uno si trovi. Cambiare è possibile, credo che questo sia la grande forza, la potenza seduttiva di questa storia. Cambiare è possibile sempre.